In 2 mesi i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia hanno controllato 8 cantieri nel territorio metropolitano veneziano, cioè l'ex provincia. 6 di questi cantieri sono risultati fuori norma in fatto di sicurezza sul lavoro e sono stati sospesi. In tutto i carabinieri del NIL hanno staccato multe per più di 200.000 euro e se i responsabili dei cantieri non le salderanno e metteranno a norma le strutture entro quanto prescritto, per loro scatterà la denuncia in procura. Anche perché dei 25 lavoratori controllati, uno è stato trovato a lavorare nel cantiere in nero. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 7 novembre 2023. La prima notizia riguarda i cantieri insicuri, che non vuol dire che sono incerti, ma che gli manca la sicurezza sul lavoro. Edilizia, la piaga sicurezza: su 8 cantieri controllati dall'ispettorato, 6 vengono sospesi. La notizia sul Gazzettino di oggi nell'articolo di Nicola Munaro. Insomma, cantieri fuori norma dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, verifiche nel veneziano da parte dei carabinieri, mancata formazione dei dipendenti e ponteggi inadeguati tra le contestazioni principali. Tutto questo in un Veneto dove gli infortuni sul lavoro non accennano a diminuire e dove il piano regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro invece ritarda ad ingranare, con le assunzioni promesse dalla regione dei nuovi tecnici SPISAL che ancora non sono state fatte. Cosa sono gli SPISAL? Si tratta dei servizi che esistono in tutte le ULSS di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Servizi che purtroppo in tutte le ULSS venete soffrono la mancanza di addetti, insomma soffrono carenze di organico. Ma voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi per parlare della sicurezza ancora, ma in questo caso sui treni regionali. Arriva una app che rintraccia le forze dell'ordine a bordo dei treni, appunto. Un accordo del tutto innovativo, almeno per quanto riguarda il Veneto, che consiste nell'attivazione di un sistema di accreditamento tramite app del personale delle forze dell'ordine che salirà a bordo dei treni regionali, anche semplicemente per un viaggio di piacere. Più di 700 treni al giorno lungo il territorio veneto che dal prossimo 1 dicembre saranno sottoposti a maggiori controlli grazie ad un'iniziativa promossa dalla Prefettura di Venezia con il coinvolgimento di Trenitalia, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Così si legge sempre sul Gazzettino di oggi. Un accordo finalizzato all'incremento del fattore sicurezza a bordo dei treni, frecce escluse, che farà in modo che agenti in borghese e in servizio segnalino la loro presenza attraverso pochi semplici passaggi sul proprio smartphone. Il responsabile della direzione regionale di Trenitalia ha spiegato come funzionerà. Il personale delle forze dell'ordine segnalerà con la app la propria presenza sul treno in modo tale da poter intervenire tempestivamente su chiamata del capotreno in caso di situazione critica che possa compromettere la sicurezza. La notizia anche sui quotidiani del gruppo NEM: sicurezza app per le emergenze fra capitreno e forze dell'ordine. Si capisce quindi che l'applicazione farà dialogare appunto gli addetti di Trenitalia con gli agenti delle forze dell'ordine. Il progetto coinvolge circa 700 convogli regionali, si chiama Board Support e apre una linea diretta sul treno in caso di pericolo. Questo per quanto riguarda la sicurezza allora dei viaggiatori e delle viaggiatrici dei treni regionali. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Sulle pagine del Corriere del Veneto una notizia che riguarda l'RC Auto. La stangata sulle polizze auto in Veneto sono salite del 33,5%. L'analisi è di Facile.it, in testa Vicenza e Treviso. L'associazione dei consumatori la valuta però inattendibile, ma vediamo. Il premio medio RC Auto, secondo l'osservatorio Facile.it, nel settembre 2023 in provincia di Belluno 454 euro, a Padova 505, Rovigo 451, Treviso 499, Venezia 536, Verona 468, Vicenza 496. Insomma, la media per il Veneto è di 400
€. La media italiana è però superiore con €614. Le province venete con i maggiori incrementi, come abbiamo visto su Vicenza, dove l'assicurazione è salita del 38,9%, e Treviso, dove gli aumenti sono del 36,3%. Il portale facile.it dice: da più di un anno vediamo un rialzo e il trend non rallenta. Tuttavia, secondo l'ACI, non risultano degli aumenti, o meglio, ci sono, ma non superiori al 15%, quindi sarebbe inattendibile questo studio di facile.it. L'associazione dei consumatori ADOC attacca: quei dati sono inattendibili, quel portale prende in esame solo preventivi, buona parte dei quali neppure andati a buon fine. Online gli utenti sono profilati, si paga di più nelle aree più ricche. Insomma, in ogni caso qualcosa sta accadendo. Le polizze auto sono in aumento, e anche se si trattasse soltanto del 15%, come affermato dall'ACI, si tratta dei rincari che superano addirittura l'inflazione. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi con altre notizie. Di nuovo sui quotidiani del gruppo NEM: i nodi dell'istruzione, scuola e corsa ai trasferimenti, l'addio al Veneto di 460 professori. Oltre 7.000 le domande presentate, tra quelle accettate 301 sono di docenti che tornano al sud. La destinazione più ricorrente è la Sicilia, 1555 le richieste, e di queste 140 sono state accolte. Insomma, il Veneto risulta poco attrattivo per la mobilità dei docenti nel corso dell'anno scolastico 2023. Le domande presentate di mobilità sono state 7.000 in totale, 3.900 all'interno dei confini regionali e poco più di 3.000 invece fuori regione. C'è un altro dato da sottolineare: le domande di mobilità in entrata sono state 186, qui si parla delle domande accettate, quelle in uscita invece 463, un saldo negativo quindi di 277 docenti che dal Veneto preferiscono andare in altre regioni, forse spesso le regioni di provenienza. Ma c'è anche un elemento evidenziato da Laura Berlinghieri nel suo articolo per i quotidiani del gruppo NEM, che è quello legato al caro vita, un fenomeno intrecciato a stipendi che la maggior parte del corpo insegnanti ritiene inadeguato. Ecco quindi gli elementi, conclude la giornalista, di una tempesta perfetta che convince sempre più insegnanti a lasciare le scuole della regione. Un bel problema naturalmente, di cui sarebbe il caso la politica anche regionale si occupasse. Nessuna risposta invece in questi giorni sulla questione, ma andiamo a vedere invece di cosa si sta occupando la politica regionale in queste ore, in questi giorni. Veneto, per il dopo Zaia, Fratelli d'Italia pensa a Zoppas, Unione Europea, Donazan in corsa. L'industriale è stato individuato come possibile candidato governatore, anche Polato assieme a Donazan tra i papabili a Bruxelles. Insomma, qui si fanno una serie di nomi per i candidati al Parlamento europeo da parte di Fratelli d'Italia, tra i quali appunto c'è l'assessora regionale eterna Elena Donazan, la più longeva in quell'incarico, fa parte della giunta regionale da ben 4 legislature, c'era addirittura prima di Zaia. Se dovesse andare al Parlamento europeo, quindi se dovesse candidarsi alle elezioni europee e vincere, lascerebbe scoperto il posto in giunta, e quindi spunta l'ipotesi Giorgetti, non Giancarlo naturalmente il ministro leghista, ma Massimo Giorgetti, anche lui un veterano della regione, del Consiglio regionale, già assessore in passato, ora fuori anche dal Consiglio dopo le elezioni del 2020. Insomma, un esponente veronese di Fratelli d'Italia. È un domino complesso, un gioco di incastri, quello che sta cercando di comporre Fratelli d'Italia, che nel frattempo,
come leggiamo sul Gazzettino ma anche sul Corriere del Veneto, andrà a congresso, al via i congressi dei fratelli, scrive appunto il Corriere del Veneto, ma solo a Venezia e Belluno ci sarà un candidato unico, una mappa delle sfide interne. Parla De Carlo, il segretario regionale. Spero si trovi la quadra, in caso contrario viva la democrazia. Domenica alle 13:30 è in programma il doppio congresso veneziano a Laguna Palace di Mestre. Sono previste 3 ore di dibattito prima delle operazioni di voto. Candidati unici sono Raffaele Speranzon per la città capoluogo e Luca Spavanetto per la provincia. Insomma, Venezia si sdoppia, Fratelli d'Italia sceglierà un coordinatore per Venezia città e uno per la provincia. Al momento non è invece previsto un congresso regionale, resta il coordinatore nominato appunto Luca De Carlo, scelto direttamente da Giorgia Meloni per il Veneto, attualmente senatore e anche sindaco di Calalzo in provincia di Belluno. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia che riguarda la politica locale, il tema è quello delle Olimpiadi. Vediamo le dichiarazioni degli industriali. Rapidamente i titoli dei quotidiani locali di oggi: la rabbia di Confindustria, ridateci le nostre Olimpiadi, questo è il Gazzettino. Duro attacco della presidente di Belluno, siamo indignati. Zaia, presidente della giunta regionale, dice il danno lo hanno fatto altri, ora mi aspetto una proposta dal CIO. La presidente di Confindustria Belluno, Lorraine Berton, dice non accettiamo che si mortifichi un territorio senza pista da bob, le gare vanno redistribuite. Vediamo il Corriere del Veneto: Olimpiadi, l'ira degli industriali, a Cortina il bob oppure più gare. L'appello dal palco dell'assemblea di Belluno, Zaia, ci giochiamo 1,5 miliardi di PIL. Lorraine Berton dice dov'è finito lo spirito di squadra sui giochi Milano-Cortina, ora deve prevalere il buonsenso. Zaia, presidente della regione Veneto, Cortina ha portato un valore aggiunto alla proposta di Milano, va trovata una soluzione. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, non abbiamo più scuse, grazie al PNRR le risorse ci sono, vanno fatte le riforme. Insomma, una dichiarazione non precisamente sul punto. Chiaramente il presidente della Confindustria nazionale non si sbilancia su questa partita che vede la giunta regionale veneta a guida leghista contrapporsi alla regione Lombardia, anche questa a guida leghista. Chiudiamo con il titolo dei quotidiani del gruppo NEM: Cortina, asse industriali Zaia, ridateci le nostre Olimpiadi. Assemblea di Confindustria Belluno, il presidente della regione dice troveremo una soluzione insieme. Insomma, è il braccio di ferro sui giochi invernali di Milano Cortina 2026. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.